Sbaglia manovra e piomba con l'auto dentro un negozio. Panico stamani in pieno centro a Favaro. Fortunatamente nessun ferito. Protagonista della vicenda la cognata del candidato sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Ancora cronaca con il panico in pieno centro a Favaro per uno spettacolare incidente. Un'auto ha sfondato la vetrata di un salone di parrucchiera, fermandosi soltanto in fondo al negozio. Protagonista della vicenda la cognata di un politico che è sotto la luce dei riflettori nazionali. Sentiamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Invece di frenare, evidentemente ho schiacciato il pedale d'acceleratore, ho divelto il para quello lì e mi sono ritrovata dentro il negozio della parrucchiera. Si è spaventata? Molto. E nel terrore generale, ovviamente. Patrizia Sasso racconta così l'avventura che l'ha vista involontaria protagonista di uno spettacolare incidente in piazza Pastrello a Favaro. Poco prima delle 10 stava parcheggiando la sua Golf col cambio automatico, ma ha confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore e il destino ha voluto che la macchina si infilasse di precisione nella vetrina del negozio di parrucchiera Diadema. All'interno c'erano due lavoranti, una è rimasta compressa dietro un paravento, speriamo non si sia fatta molto male. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha la sua sede a pochi metri dal luogo dell'incidente. Molta la paura, ma fortunatamente le conseguenze per le due persone che erano nel negozio e per la signora Sasso, che è cognata di Giuliano Pisapia, essendo la sorella della moglie del candidato sindaco di Milano, sono state di poco conto. Cambia la macchina? Questa non la guiderò mai più.